bentornati nel mio canale. Come avrete visto dal titolo, oggi torniamo a parlare di un altro dei cammini meravigliosi, cammini italiani. Ci spostiamo stavolta a nord. È un cammino che ho fatto personalmente l'anno scorso e non vedo l'ora di parlarvene perché mi è piaciuto veramente tanto. È stata veramente una bellissima sorpresa, soprattutto perché mi ha permesso di visitare dei luoghi che sono vicini a casa mia, però che non ho mai sentito nominare in tutta la mia vita, e ho scoperto veramente dei bellissimi posti. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con la storia del cammino Fogazzaro Roi. Questo cammino, come si può intuire dal nome, collega i luoghi cari a due personaggi storici molto importanti non solo nelle zone vicentine e venete, ma anche in tutta Italia, che sono Antonio Fogazzaro, uno scrittore che visse a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e il suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi. Fogazzaro nasce a Vicenza nel 1842 da una famiglia benestante, si laurea in legge a Torino nel 1864 e si trasferisce a Milano, dove esercita la professione di avvocato. 3 anni dopo si sposa con Margherita Valmarana e torna definitivamente a Vicenza, dove si dedica all'attività letteraria. Pubblica nel 1881 il suo primo romanzo dopo aver composto un poemetto chiamato Miranda e la raccolta di versi chiamata Valsolda. Ma il successo e la fama arrivano con le sue opere successive, tanto che per ben 4 anni fu proposto come candidato al premio Nobel. Morì nel 1911. Questo cammino vuole essere il primo dei cammini veneti, che sono itinerari lunghi e di base pedonale che l'associazione Cammini Veneti ha intenzione di sviluppare in zone di campagna e colline nel territorio veneto. È frutto di un lavoro di gruppo di volontari ed è stato concepito in occasione del 100° anniversario della morte del grande scrittore nel 2011 e tocca i luoghi e le ville che sono cantati da Antonio Fogazzaro nelle sue opere e sono tanto cari al suo pronipote, il marchese Giuseppe Roi, che è stato un diplomatico della cultura e della bellezza della terra veneta ed ultimo erede delle famiglie Fogazzaro e Roi. Il cammino è operativo dal 2015 ed è stato ideato da Andrea Cevese, che dopo aver percorso il Cammino di Santiago voleva portare lo stesso spirito anche nelle terre venete. Passiamo adesso alle informazioni tecniche di questo percorso. È un cammino relativamente corto, lungo in totale 80 km e parte da Montegalda, in provincia di Vicenza, e arriva a Tonezza del Cimone. Il dislivello totale in positivo è di circa 1000 metri, però sono concentrati tutti nell'ultima tappa. Le prime 3 tappe sono abbastanza tranquille, sono piane perché si passa appunto per la pianura padana, però l'ultima tappa si sale su in quota e sono circa 800 metri di dislivello. Per tracciare questo cammino sono stati sfruttati sentieri, stradelle secondarie vicino a corsi d'acqua, strade asfaltate sempre secondarie, quindi non si è mai in strade diciamo trafficate, ma si è sempre tranquilli e in mezzo alla natura. È un cammino che si può fare anche in bicicletta, in mountain bike ovviamente, e ci si può dividere l'itinerario come meglio si crede in base all'allenamento della persona che ha intenzione di farlo in bicicletta. Noi quando siamo andate abbiamo trovato appunto un signore che lo stava facendo in mountain bike e lui l'aveva diviso in 2 tappe, se non ricordo male, o in 3. Non seguiva insomma le 4 tappe del cammino, però l'aveva un po' accorciato. Questo cammino prevede anche le credenziali e, raccogliendo tutti i timbri delle città in cui si passa e si soggiorna e si alloggia, oppure anche solo si mangia un panino, i bar sono molto disponibili anche a farvi un timbro sulla credenziale. Raccogliendo tutti questi vari timbri si ottiene alla fine del percorso l'attestato del cammino, quindi sono previsti entrambi. Non è prevista un'applicazione ufficiale per questo cammino, c'è una guida cartacea che ce l'ho qui, mi è stata data appunto quando ho fatto il cammino Fogazzaro Roi, però non ve la consiglio, nel senso che questa guida è un'edizione vecchia, adesso la stanno risistemando e con le informazioni più aggiornate e verrà diciamo migliorata e stampata con una nuova versione nel prossimo periodo, quindi
Questa che ho io non c'è più, per quello non ve la consiglio semplicemente, non perché non sia ricca di informazioni, anzi è stato molto bello leggerla mentre si era in cammino, quindi se avete intenzione di fare questo cammino vi consiglio di prendere la guida. Per quanto riguarda il sito, anche quello è in fase di restauro, ma perché sono previste anche delle novità, che sono anche quelle dell'aggiunta di un nuovo cammino che l'associazione ci sta lavorando appunto in questo periodo, ed è il cammino Rigoni Stern, che parte sempre da zona Vicenza e arriva fino ad Asiago, quindi sempre dalla pianura e arriva alla montagna. Queste cose che vi sto dicendo ve le sto dicendo in anteprima, quindi non sono ancora state ufficializzate. Per adesso c'è soltanto il cammino Fogazzaro Roi, e se avete bisogno di qualche informazione nello specifico, se sul sito vedete che non funziona la pagina perché appunto lo stanno rinnovando, potete chiedere o a me, che l'ho fatto personalmente, oppure all'associazione Cammini Veneti mandando una mail magari spiegando quali sono i vostri dubbi. Il periodo migliore per percorrere questo cammino sono le mezze stagioni, quindi primavera e autunno. Indovinate noi in che periodo l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto in piena estate. Ci avevano avvisate però che non era il periodo proprio giusto per fare questo cammino. Invece in inverno può essere percorso perché offre appunto degli spunti, dei panorami che sono completamente diversi, e non c'è il problema delle strutture chiuse perché si passa sempre, le tappe finiscono sempre in città abitate, quindi non sono in mezzo alle montagne sperdute o non sono bivacchi che magari non vengono gestiti in inverno, ma c'è sempre un'accoglienza pronta per accogliervi. Quindi si può fare nelle mezze stagioni, è il periodo migliore. Poi se uno lo vuole fare d'inverno, liberissimo di farlo anche d'inverno. D'estate invece il problema è, si può fare anche d'estate ovviamente, però il problema è che in pianura padana d'estate fa veramente tanto caldo umido, quindi si muore, e la prima parte del cammino soprattutto non ha alberi, non c'è ombra, quindi se trovate la giornata di sole che picchia, è veramente tanto tosto da sopportare. Se avete solo quel periodo, ovviamente non sono io a dirvi non andate, perché se volete farlo tutto si può fare alla fine, ma allora procuratevi dell'acqua in più, perché poche fontanelle nella prima parte e soprattutto poca ombra. La segnaletica per seguire questo cammino è specifica, sono delle targhe che dicono appunto cammino Fogazzaro Roi con la freccia che indica la direzione che dovete prendere. E terminiamo questo capitolo con la questione delle accoglienze. Nel sito trovate l'elenco con tutte le strutture che sono aderenti, diciamo, a questo, che aderiscono a questo progetto. Siccome è un cammino che è partito da poco, alcune accoglienze, anche se dovrebbero fare lo sconto perché per chi ha la credenziale, molte volte non lo fanno. Comunque io ho dei suggerimenti per voi, se per caso siete interessati, che sono nella seconda tappa a Marano Vicentino, una accoglienza che si chiama La Foresteria, che non so se sia il nome ufficiale dell'accoglienza, però quando ho chiamato il comune per chiedere informazioni mi hanno detto prova a sentire La Foresteria. Vi lascio i contatti qua sotto e vi lascio anche la playlist dei video che ho fatto quando abbiamo percorso il cammino, così vedete anche un attimo come sono strutturate le varie strutture, come sono strutturate le varie accoglienze. E vi suggerisco anche a Velodastico la Casa nella Vecchia Ferrovia, che è una struttura che si incontra proprio appena prima di arrivare in città, che offre la possibilità sia di soggiornare su una stanza sia di soggiornare in tenda. Quindi queste due strutture piuttosto che altre ve le consiglio, che le ho provate, le ho testate personalmente e mi sono trovata molto bene. Per il resto, se avete bisogno di altre informazioni, vi lascio sempre alla playlist dove ci sono i video relativi al cammino. Potete anche scrivermi direttamente un commento, vedo se riesco ad esservi utile, oppure vi lascio sempre sotto in descrizione sia il sito ufficiale, che però vi dicevo è in fase di rinnovamento, ma nel sito ufficiale trovate i collegamenti ai loro contatti e contatti dell'associazione, quindi se avete domande specifiche che magari non siete riusciti a trovare risposta su internet, potete mandare direttamente una mail all'associazione. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se avete intenzione di percorrere questo cammino, fatemelo sapere sotto nei commenti. Se invece l'avete già percorso, fateci sapere com'è stata la vostra esperienza. Io vi ringrazio di essere rimasti con me fino alla fine del video e noi ci vediamo alla prossima.
Ciao ragazzi!